Buonasera, ben trovati a un'altra puntata di Screenshot. Parliamo di commercio, si avvicina un periodo molto importante che è quello del Natale, sicuramente fondamentale per questo settore. Lo facciamo con Alberto Marchiori, che è Presidente di Sviluppo e Territorio a Pordenone, ma è anche membro del CESE, il Comitato Economico Sociale Europeo, che ha sede a Bruxelles e rappresenta proprio Confcommercio Nazionale. Buonasera Marchiori, grazie per essere con noi questa sera. Buonasera a tutti voi e grazie per questa opportunità. Allora, una chiacchierata che va un po' dal locale, partiamo dal Friuli occidentale, poi ci spostiamo anche per quanto riguarda le cose europee, però partiamo da qui con Sviluppo e Territorio. Insieme al Comune di Pordenone avete messo in piedi un calendario importante di attrattive per questo Natale che, come dicevo, è il periodo principale per il commercio e queste iniziative servono naturalmente. Sì, Sviluppo e Territorio è un'associazione che coinvolge oggi più di 15 comuni e quindi è chiaro che il capoluogo della vecchia provincia pordenonese la fa un po' come dire da padrone, nel senso che è il capoluogo più importante che investe di più su eventi e utilizza ovviamente il suo Sviluppo e Territorio come braccio operativo, ma questa operatività c'è anche laddove ci sono comuni più piccoli che chiedono il nostro intervento, magari su eventi più ridotti. Comunque da sempre, storicamente, Pordenone, vorrei ricordare che grazie a Sviluppo e Territorio e alla disponibilità dell'amministrazione ha risolto il problema delle luminarie, che è un problema annoso che colpisce tutte le amministrazioni a livello europeo, non solo nel pordenonese. Sì, insomma, i grandi costi energetici hanno un po' scatenato questa polemica. Abbiamo visto anche sul nostro territorio c'è chi ha deciso di depotenziare le luminarie, chi di non farle proprio, se non proprio le strette necessarie, chi addirittura ha investito per farne di più. Ecco, è un segnale anche per la cittadinanza, no? Sempre nel risparmio energetico, però cercare di dare questo segnale, insomma, se ci sono le luci di Natale c'è una sorta di speranza forse. Ma sicuramente sì, io penso che sia nell'animo di chi intraprende un'attività commerciale, quello di come dire, lanciare messaggi di ottimismo, di speranza, senza esagerare, senza sprecare, ma lanciando almeno dei segnali di serenità a fronte di una situazione generale che conosciamo tutti, ma proprio per questo, siccome comunque la vita continua e bisogna favorire da un lato i consumi e dall'altro il benessere per quello che ci può essere, perché l'obiettivo del nostro Paese è quello comunque di mantenere in piedi un'economia che regga questa situazione d'urto che stiamo subendo. Ebbene, ognuno deve fare i propri sforzi, il manifatturiero lo sta facendo con l'innovazione, con la tecnologia, con l'esport. Noi lo dobbiamo fare col turismo, con l'accoglienza e con la qualità di un servizio che ci contraddistingue rispetto ad altri e l'accoglienza vuol dire anche luminarie, vuol dire iniziative, eventi alla faccia di chi vuole essere portatore di, chiamiamola scalogna. Si diceva bene, insomma, è importante anche il turismo, adesso sta per partire proprio in questo weekend la stagione invernale, la neve è arrivata, insomma anche gli alberghi però insomma abbiamo visto fare un po' difficoltà, cioè più che altro hanno questa paura dei grandi costi energetici, quindi qualcuno ha detto ma teniamo aperto fino all'8, insomma è un problema adesso che è arrivata la neve, finalmente non c'è più la pandemia, ecco la crisi energetica, insomma sembra non esserci fine a questa serie di cause che insomma frenano un po' l'economia. Sicuramente i costi energetici sono una palla al piede tremenda, però insomma il grande incremento di turisti e quindi di spesa penso che abbia alleviato notevolmente, ovviamente nelle località che hanno queste numerose frequenze, ma ha alleviato notevolmente i costi, quindi certo bisognerà uscire da questa situazione. Oggi c'è un segnale importante che arriva dagli Stati Uniti sulla nuova fusione tra virgolette atomica che consentirà di avere un'energia nucleare pulita e quindi speriamo che anche questo segnale intanto incominci a influenzare i mercati e poi speriamo che arrivi qualcosa di più.
Sì, sarebbe una buona mano anche per liberarci un po' dalla dipendenza da alcuni paesi, quelli arabi e quelli il gas russo, insomma, naturalmente. C'è un altro nemico del commercio, purtroppo, che si chiama inflazione, che sta galoppando e che sta frenando, ai noi, i consumi. Sì, l'inflazione i nostri giovani non la conoscono molto, noi che abbiamo già qualche anno sulle spalle l'abbiamo conosciuta in passato, soprattutto negli anni '80. L'inflazione era molto elevata e l'inflazione da un lato porta positività, perché? Perché l'esportazione sicuramente è favorita, dall'altro però, soprattutto nei confronti delle famiglie meno abbienti e un po' di tutto il sistema, crea dei grossi scompensi e quindi sarà opportuno che a livello di paese e a livello di Europa, nonché di Banca Centrale Europea, si faccia una politica per far rientrare quanto prima questa eccessiva inflazione. Sì, per quanto riguarda sviluppo e territorio, che iniziative ci sono in piedi al momento, al di là, insomma, abbiamo detto gli eventi natalizi, però voi insomma siete impegnati, diciamo, con una visione un po' più ampia. Sì, vorrei ricordare a tutti che sviluppo e territorio non nasce solo per, come dire, amministrare e gestire degli eventi sul territorio, scusate il gioco di parole, ma nasce come soggetto che punta a supportare le amministrazioni comunali nell'ambito della rigenerazione urbana. Non a caso i soggetti che compongono sviluppo e territorio, pubblico e privati, sono molto quelli pubblici, vorrei ricordare, hanno sposato questo progetto che come dire, ha tratto spunto dalla mia esperienza in sede comunitaria, prima come incaricato a Bruxelles, ma soprattutto abbiamo portato, vorrei ricordare, durante la programmazione 14-20, un progetto che puntava a riportare il mix merceologico nelle città e se qualcuno ha buona memoria, quel famoso progetto si chiamò Pisus, quel Pisus che consentì alle nostre città capoluogo, nell'ambito dei fondi destinati del Porfesa alle regioni, di far vincere di far vincere il bando nella nostra provincia ai comuni di Pordenone e di Maniago. Erano circa 9 milioni di euro, di cui 1,7 milioni destinati al terziario, sia a Pordenone che a Maniago. Senta, a proposito di rigenerazione urbana, c'è questa polemica a Pordenone che riguarda questo edificio, insomma, di 12 piani che sarebbe stato autorizzato proprio in via Molinari e quindi insomma ci sono state un po' di scaramucce a livello politico tra amministrazione e opposizione. Lei è anche architetto, quindi insomma le chiedo, insomma, se vuole entrare nel merito della situazione, insomma, che cosa ne pensa di questa vicenda? Allora, io capisco che le amministrazioni debbano cavalcare qualsiasi stonatura, sbavatura che si possa presentare, ma io mi sarei aspettato e mi aspetterei da chiunque, destra, sinistra, un attivismo, una progettualità, una capacità di dare suggerimenti, non solo di intervenire in modo negativo. E mi spiego, non sto cercando di giustificare questa operazione. Vorrei dire, Pordenone, come molte città, è costellata di fabbricati fatiscenti, degradati, obsoleti, chiamateli come volete. Io ne ho uno attaccato a casa mia, ma se vi guardate attorno troverete anche voi molti immobili chiusi, col tetto sfondato. Guardate a Borgo Meduna, ci sarà un intervento da parte dell'amministrazione, ma guardate l'ingresso della città come si presenta. E allora io dico, signori, attiviamoci per puntare prima di tutto a sensibilizzare quelle proprietà a smuoversi, a vendere, a donare, a fare in modo che quelle parti della città diventino parti attive e non degradate e diventino la vetrina e non il ghetto della nostra città. E sotto questo profilo quindi chiediamo all'amministrazione di fare dei progetti e magari di trovare anche dei finanziamenti con i fondi comunitari, con i bandi europei, con i bandi nazionali, cosa che questa amministrazione ha sempre fatto, perché noi
definemmo un patto non scritto con l'amministrazione comunale di partecipare a qualsiasi tipo di bando per portare a casa risorse per la città. E lo stesso progetto sui distretti, poi magari se vuole facciamo il punto, ha questa finalità, cioè quella di consentire anche ai più piccoli comuni di aggregarsi e di poter partecipare ai bandi nazionali e europei dove è previsto un minimo di 50.000 abitanti. Quindi l'aggregazione dei distretti prevista, giocoforza dai distretti del commercio, deve essere una grande opportunità sotto questo profilo. Tornando al progetto nella fattispecie, io dico dovrebbero ringraziare quell'imprenditore che ha deciso di investire lì, dare eventualmente dei suggerimenti e non demonizzare a tutto campo il progetto in quanto tale, perché quella è una delle parti nel cuore della città degradate. Allora, vogliamo mantenere in piedi il degrado? No, dite voi. Sicuramente non possiamo fare delle abnormità, però ribadisco, io ho visto il progetto Grandi Linee, non mi sembra una bestialità sotto un profilo architettonico, potrebbe essere un po' più bassa, potrebbero modificare alcune cose. Diano soprattutto gli addetti ai lavori dei suggerimenti, ma basta demonizzare qualsiasi cosa che porta al cambiamento e al miglioramento della città, perché questa è una finalità che noi dovremmo avere tutti, e io ho fatto proprio una proposta di riforma a livello legislativo sulla legge che è attualmente ha ripreso il suo percorso al Senato, proprio sulla rigenerazione urbana, chiedendo che venga dato uno strumento ai comuni di poter intervenire nei confronti di quei proprietari che arrecano danno alla collettività. Questa è quello di cui ci dovremmo preoccupare, perché io che ho creato a Pordenone con l'avvocato Kowalski l'associazione dei piccoli proprietari immobiliari, non posso appoggiare un proprietario che danneggia se stesso, ma si limitasse a quello nessuno direbbe niente, ma danneggia la collettività. Pensate a un palazzo in centro storico, degradato, con le pantegane, che blocca il percorso commerciale e che crea degrado anche dal punto di vista estetico. E ovviamente quella è una parte della città morta. Allora, noi dobbiamo rivitalizzare le città e dobbiamo fare in modo che le amministrazioni comunali abbiano maggiori strumenti. Io ho fatto una proposta che non va verso l'esproprio, che è sempre stato soggetto di impugnative, ma una proposta che può essere realizzata e io confido che venga realizzata. Auspico che tutti remino nello stesso senso. Grazie, intanto ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo a parlare di distretti e ci spostiamo anche in Europa. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia di Alberto Marchiori, Presidente di Sviluppo e Territorio e anche membro del Comitato Economico Sociale Europeo a Bruxelles come rappresentante di Confcommercio. Insomma, abbiamo toccato vari punti nella prima parte di trasmissione, ci eravamo lasciati un po' su considerazioni per quanto riguarda i distretti del commercio. Sì, i distretti del commercio, anche qua, nascono tardivamente rispetto alle altre realtà nazionali. La prima fu la Lombardia, poi il Veneto, il Piemonte, siamo arrivati anche noi e adesso anche la Campania. Ma arriviamo tardi, in questo caso direi fortunatamente, perché innanzitutto noi siamo stati i suggeritori della nascita dei distretti con il famoso bando Pisus che i colleghi della Confcommercio Lombarda utilizzarono per far nascere i distretti. Ma perché i distretti oggi, quelli che abbiamo proposto in Regione con la legge Sviluppo Impresa del febbraio 2021, nascono innanzitutto da una sperimentazione voluta dal Presidente Fedriga e realizzata purtroppo in fase di pandemia tra la Confcommercio, Sviluppo e Territorio, col supporto anche della Camera di Commercio, nella realtà pordenonese, e immediatamente dopo questa sperimentazione
è stata, come dire, il perno della legge per quella parte che riguarda ovviamente il terziario. Vorrei ricordarvi che le cose che voi trovate scritte sono frutto delle cose che qui sono state seminate. Rigenerazione urbana, forestazione urbana, distretti del commercio, agevolazioni e abbattimento delle imposizioni fiscali a livello locale a favore di quelle realtà degradate della città che dovevano recuperare, e se ricordate l'amministrazione di Pordenone lo fece, e lo fece per rilanciare alcune realtà. Guardate oggi Viale Marconi che era stata disastrata, dove sono stati fatti degli interventi peraltro che sono quasi tutti sottoterra, importanti, però bene o male ha avuto un rilancio commerciale. C'è qualche ancora stonatura, ma rispetto a quello che c'era prima mi pare che ci sia stato un bel salto di qualità, e questo deve essere quello che devono fare le amministrazioni. I distretti del commercio nascono come strumento, tra virgolette, hanno un titolo che fa riferimento al commercio, ma di fatto stiamo parlando di un'operazione di rigenerazione urbana, perché il commercio, il terziario, è una componente della rigenerazione, sicuramente importante, ma non esaustiva dei progetti di rigenerazione urbana. E quindi i distretti del commercio nascono con questa finalità, devono trovare delle premialità a fronte di bandi che dovranno uscire sulla progettualità delle singole realtà, quindi aggregazioni di comuni che noi abbiamo fatto corrispondere mediamente ai mandamenti, ai vecchi mandamenti, con l'eccezione del nuovo mandamento che è il nuovo distretto, che è quello di Azzano Decimo, che nascono perché abbiamo fatto prima degli studi preliminari per vedere come dire, dove c'è la concentrazione di offerta merceologica, eccetera, quali sono i punti di gravitazione. Ci spostiamo in Europa perché continuano i suoi viaggi, insomma, Pordenone e Bruxelles, proprio come rappresentante del CESE. Ecco, lì che novità ci sono in vista? Lì ci sono un po' le novità che voi tutti sentite, perché al CESE noi esaminiamo un po' quelle che sono le direttive comunitarie in fase di proposta sia della Commissione che del Parlamento, e quindi abbiamo tutta una serie di informazioni in anteprima. Siamo in grado per esempio di valutare tutta una serie di bestialità che a volte vengono poi riportate in Italia, come l'ha detto l'Europa, è obbligatorio questo, è obbligatorio l'altro, e c'è molta gente che non va a leggersi, eppure la maggior parte dei partiti ha degli europarlamentari là, ha degli assistenti. È vero che ultimamente sono presi da altri problemi, ma io spero che si risolvano alla svelta, perché squalificano tutti e squalificano il sistema. Ma detto questo, vi sta riferendo naturalmente al Qatar Gate cosiddetto. Ecco. Esatto, ma faccio un esempio: il salario minimo a noi ce l'hanno venduto come un obbligo, ma non è così. Cioè, il salario minimo è un suggerimento che viene dato ai vari paesi, ma non tutti i paesi sono nella condizione di doverlo applicare. L'Italia, in particolar modo, dove c'è la contrattazione territoriale e nazionale, i sindacati dovrebbero saperlo prima di tutti, il salario minimo trova il tempo che trova, mentre in altri paesi dove non c'è questa forma di welfare è necessario sicuramente introdurlo. Quindi ho fatto un esempio per tutti, insomma, ma è un po' così, un po' su tutte le materie. Ecco. Sì, chiudiamo con un giudizio, insomma, a questo nuovo governo, insomma, che è già da qualche mese ormai, insomma, in attività, insomma, secondo lei stanno andando nella direzione giusta? Insomma, adesso è anche il periodo della finanziaria, delle manovre, anche lì, insomma, ci sono tanti soldi, insomma. Ma guardi, esprimere giudizi su un governo che ha appena preso in mano una situazione bollente è veramente difficile. Era una situazione difficile per il governo Draghi, che io ho sempre stimato, soprattutto Draghi come persona, come rappresentante di istituzioni. Mi pare che contrariamente a dichiarazioni esplosive ci sia stato molto buon senso, molta attenzione a dare continuità,
al lavoro svolto, perché diciamo non c'era strada alternativa, per cui siamo in Europa, dobbiamo attenerci a una serie di regole che sono fondamentali, il PNRR o così o niente, e quindi, e siccome sono soldi che poi in buona parte dobbiamo restituire, e penso che chiunque amministri debba stare molto attento. Poi ci sono situazioni che potrebbero essere evitate, ma non tanto da parte del Presidente del Governo, che ho visto affrontare con grande determinazione e serietà il ruolo che ha assunto, quanto magari da alcuni componenti o dello stesso partito o degli alleati che le creano, secondo me, qualche disturbo, soprattutto in termini di immagine. Ve ne faccio l'ultimo che ho sentito. La naia di 40 giorni del Presidente del Senato, seconda carica dello Stato. Ecco, secondo me la seconda carica dello Stato dovrebbe avere la sordina e parlare, sì, come le trombe, no? La sordina avete presente? Ecco, e parlare solo quando il ruolo glielo impone, perché il Presidente del Senato, come Presidente della Camera, deve assumere un ruolo super partes e pertanto lasciare agli altri colleghi il ruolo di fare proposte magari meno bizzarre, ma comunque proposte legislative che il Presidente del Senato non dovrebbe fare. A proposito di governo, abbiamo un ministro pordenonese che è Luca Ciriani, che mancava insomma da tempi immemori, ma insomma che può dare una mano sicuramente a questo territorio. Peraltro lei ha un ottimo rapporto con lui. Sì, io ho apprezzato molto Luca Ciriani, devo dire che ho avuto anche degli scontri quando era assessore regionale, ma fa parte del dibattito, della dialettica. Ho avuto modo di apprezzarlo molto, soprattutto durante la campagna elettorale, è stato uno dei pochi che ha chiarito con grande precisione e determinazione il progetto di riforma fiscale, cosa che da quello che diceva mio amico Salvini e Berlusconi non si poteva capire, e poi insomma ha svolto questo ruolo di capogruppo al Senato per tutti questi anni con grande coerenza, correttezza, e questa sua nomina a ministro è stata una sorpresa importante che dovrebbe rendere orgogliosi tutti coloro che fanno parte di questo territorio indipendentemente dalla loro appartenenza politico-partitica. Penso che questo inorgoglisca tutti, i pordenonesi in primis, ma tutto il Friuli Venezia Giulia, e quindi confidiamo anche che il suo ruolo lì sia determinante anche per favorire e migliorare lo sviluppo del nostro territorio. Grazie, allora siamo arrivati alla fine, grazie ad Alberto Marchiori per essere stato con noi, auguri di buone feste. Grazie, un buon Natale, un sereno Natale a tutti, e durante le nostre festività cerchiamo di pensare anche a quelle persone che stanno vivendo momenti di grande difficoltà e di guerra. Grazie ancora, finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie a voi per averci seguito, buona serata.